non muniti di Green Pass, un boom che in questi giorni è stato registrato in molte farmacie udinesi, ma è alta anche la sorveglianza attiva della regione. Mediamente sono oltre 6.000 i test molecolari o rapidi che vengono effettuati in Friuli Venezia Giulia al giorno. La sanità pubblica garantisce le persone che presentano condizioni di sintomo e sono ovviamente in una condizione di sorveglianza sanitaria, oppure garantisce le attività di tracciamento, ma è ovvio che non può garantire tutti coloro che invece decidono di non vaccinarsi e quindi nel rispetto di queste regole il tampone hanno un accesso alle farmacie secondo l'accordo che ha perfezionato la gestione commissariale con l'organizzazione dei farmacisti. Altro effetto del Green Pass è le prenotazioni che dopo aver superato le 5.000 adesioni al giorno si sono testate alle 3.000 ad aderire i più giovani. Ci stiamo testando, anche superando le 3.000 adesioni giornaliere, quindi questo è un buon dato. Sicuramente i giovani sono quelli che in questo momento aderiscono di più, se guardiamo un po' la popolazione ai 19 anni abbiamo raggiunto un'adesione del 50%, quindi è un dato che se dovesse crescere così sicuramente è un buon dato, anche se complessivamente siamo ancora al 64% della platea complessiva e quindi scontiamo ancora mediamente insomma, almeno 6, 7 punti, 8 punti in meno delle altre regioni del nord. Ancora restia la profilassi il personale sanitario, maglia nera in Italia. Per quasi 1.000 di loro, dipendenti dell'azienda del Friuli Centrale, arriveranno a breve a casa le lettere di sospensione. La procedura è in corso, abbiamo visto delle adesioni da parte dei sanitari, tuttavia permane ancora una quota insomma, significativa di non adesione al vaccino ed è evidente che le aziende sanitarie procederanno nel rispetto delle norme di legge. Altro tipo di tamponi invece vengono effettuati per quegli stranieri che devono tornare nei loro paesi d'origine dopo aver frequentato le coste del Friuli Venezia Giulia. 350 solo nella giornata di ieri a Lignano Sabbiadoro con code gestite dalla protezione civile locale e dai carabinieri. Alexis Sabot. Boom di tamponi al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, la prima giornata d'obbligo di Green Pass. Ieri infatti sono stati effettuati 350 test. La gestione delle code che si sono create è stata affidata alla protezione civile locale e i carabinieri già al lavoro da questa mattina. Maresciallo Doretto, come sta andando la situazione qui al pronto soccorso? Diciamo che rispetto a ieri, oggi la situazione è ottimale, abbiamo un'affluenza cadenzata da parte dei turisti che tutti quanti maggiormente chiedono il Green Pass per entrare nei luoghi di provenienza. Non ci sono elementi di turbativa, anzi tutt'altro, sono consci dei tempi di attesa e diciamo che si è regolarizzato l'afflusso, quindi nessuna problematica di rilievo. Oltre all'obbligo del Green Pass si aggiunge il weekend di cambio per i turisti che dovendo tornare al loro paese necessitano di un test che accerti la negatività al virus. Io sono francese e ho passato le vacanze qui con un gruppo di amici. Ora sono in attesa di fare il test per entrare in Francia. E oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 96 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi, 1,17%. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altre reparti sono 20. Tra il personale del sistema sanitario regionale si registrano invece positività di 5 addetti, tutti risultano aver completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni. Stiamo assistendo ad una fase di riduzione della velocità di incremento dei nuovi casi, afferma il vicepresidente Riccardi. La curva dell'incidenza settimanale del Friuli Venezia Giulia in effetti presenta una minore pendenza e questa riduzione della velocità di incremento sembra più evidente nella provincia di Pordenone, che tuttavia è attualmente pari a 76 casi su 100.000 abitanti.
Green Pass e sagre, weekend di esordio per gli eventi paesani con il certificato verde. Siamo andati a Marano per capire come l'amministrazione comunale si è organizzata per questo fine settimana tra accessi limitati e spazi pubblici. Sandro Ceccherini, vice sindaco Marano, tutto pronto per Borghese Week ma anche per la festa dei fasolari. Nel primo weekend d'obbligo di Green Pass, ma soltanto per Borghese Week ci sarà la possibilità di entrare col Green Pass, perché per quanto riguarda la festa dei fasolari è come se fosse una ristorazione all'aperto, è così? Sì, corretto. Quest'anno gli eventi centrali della settimana centrale di agosto sono stati divisi, fortunatamente anche, sono stati separati, da una parte la parte musicale, dall'altra la parte di somministrazione cibi e bevande, per cui i fasolari, facendo la somministrazione all'aperto, è come paragonabile al ristorante con posti a sedere all'aperto e quindi non necessita di Green Pass. Come potete vedere, i posti a sedere alle mie spalle invece sono conterminati, ci sarà un punto di accesso in cui verrà controllato il Green Pass e questa è la sede in cui si suonerà per questa sera dalle 8:30 per gli eventi di Borghese Week. Avete già avuto un primo impatto Green Pass ieri sera, c'è stata un'iniziativa qui, com'è andata? È andata molto bene anche la collaborazione tra i due eventi, quello dei fasolari in cui si poteva mangiare in piena tranquillità e quella di Borghese Week. La gente è stata molto collaborativa e devo dire che con grande soddisfazione siamo riusciti a organizzare un evento di alto livello. Quindi il Green Pass non vi ha limitato e non vi ha creato preoccupazione, eravate pronti a questa possibilità? Ci siamo preparati il più possibile, eravamo sicuramente preoccupati nella fase iniziale, però la gente ha capito, i cittadini hanno compreso le difficoltà, si sono venuti incontro, si erano preparati anche i cittadini in settimana e non solo i cittadini, perché per tutta la settimana anche la gente che da fuori attendeva le iniziative telefonava, anche in comune ha telefonato parecchia gente per sapere se necessitava o no del Green Pass. È già sold out per la serata? Immagino di sì, so che ci sono anche le prenotazioni online, avremo il pieno anche questa sera. Tempi duri invece per le palestre, già le prese con il fermo attività in tempi di pandemia e di rimborsi anche per i clienti. Ora il Green Pass ci causerà la perdita del 20% di fatturato, affermano i clienti dei centri fitness, ma c'è chi non si è reso e ha creato dispositivi di filtraggio per i vaccinati. Sentiamo. Il Green Pass rischia di trasformarsi nell'ennesimo balzello burocratico per le palestre. È una situazione estremamente complessa e variegata. Complessa perché questo è l'ulteriore, tassello che ci ha portato effettivamente in una condizione molto grave, perché noi ci troviamo tra due fuochi in questo caso, tra l'esigenza di chi giustamente vuole essere cautelato e quindi di essere in un centro in cui tutti sono vaccinati e dall'altra parte coloro che, e sono molti, dice no alla vaccinazione e che quindi a questo punto decide di non venire più nelle nostre palestre. Il bilancio è drammatico con perdite per i centri fitness già duramente colpiti da 1 anno e mezzo di pandemia. Le proiezioni ci danno dal 20 al 30% di mancato incasso, che significa, questo è un livello, un dato che posso dare a livello nazionale. E c'è chi si ingegna creando a sue spese un'app per filtrare i clienti. È un'app molto completa che permette alla persona di prenotare i suoi allenamenti in modo rapidissimo con un click, permette di vedere le schede di allenamento, permette in questo caso di accedere direttamente alla palestra. L'accesso è sicuro perché per potermi far aprire la porta devo avere non solo una tessera valida, ma devo avere anche tutte le carte in regola per quanto riguarda la sicurezza e le normative che sono la nostra priorità. E quindi si entra solo con il Green Pass, si entra solo con quest'app, magari se lo fa vedere, magari in diretta. Per esempio, avvicino e mi si apre la porta. Bene. Secondo fine settimana di esodo con i friulani che hanno preferito le località di mare della regione oppure andare anche in Croazia e in Slovenia, dove però si sono verificate alle frontiere lunghe code anche per i controlli. Sentiamo. Punte record di 3.500 transiti all'ora sull'autostrada A4 con un incremento di passaggi alla barriera Lisert dell'11% rispetto allo scorso fine settimana, nonostante l'aumento del traffico complessivo del 2% confrontato a sabato 31 luglio, l'intero sistema autostradale ha retto.
All'Isert si sono registrati 5 km di coda. Chi non voleva incolonnarsi alla barriera ha optato per Di Puglia e Villesse per raggiungere più facilmente i valichi di frontiera. Traffico regolare invece alla Tisana, meno 6% rispetto al 31 luglio, San Stino e Cessalto. Autovie per il weekend ha potenziato tutto il personale. Queste giornate il personale viene ampliato e quindi oltre alla turnazione normale ci sono colleghi che subentrano in vari orari, in varie fasce orarie, quindi alle 7, alle 8, alle 9 e così per tutto l'arco della giornata per garantire insomma, il miglior servizio possibile. Noi operiamo tramite il centro radio informativo oppure in base al nostro pattugliamento, interveniamo al momento se vediamo l'evento anche con la polizia stradale. In questi giorni molto critici di traffico intenso abbiamo ampliato il nostro organico e pattugliamo in base praticamente alle disposizioni che abbiamo. Coda chilometrica di vetture invece all'ingresso dell'ultimo bar in Italia, Fernetti, per acquistare la vignetta necessaria per uscire dallo Stato, diretti in Slovenia e in Croazia per le vacanze estive. La Slovenia ha chiuso il distributore che vendeva le vignette e i turisti hanno dovuto ricorrere ai punti di Duino Sud e Fernetti. Con le vacanze, le prime partenze, tornano purtroppo di moda anche le razzie nelle abitazioni. Parliamo in questo caso di cronaca, numerosi fatti furti che sono stati segnalati in questo weekend. A Gonarsi i ladri hanno spaccato il vetro della porta d'ingresso di un'abitazione e si sono introdotti nelle stanze mettendo tutto a soqquadro. Ad accorgersi dell'effrazione è stato il proprietario che ha chiamato subito il 912. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo. Oltre al disordine è stata riscontrata anche la mancanza di denaro contante per alcune centinaia di euro. Altri furti si sono verificati a Cividale del Friuli e Pasan di Prato e Palazzolo dello Stella, dove in quest'ultimo caso i malviventi sono riusciti a portare via anche monili in oro. Voltiamo pagina, l'associazione culturale Mittelfest è stata insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 30 anni di attività. Si tratta di un riconoscimento che il Capo dello Stato attribuisce a iniziative di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo e sociale. L'associazione ha espresso ringraziamento per un dono davvero speciale, testimonianza, afferma l'organizzazione, tangibile del lavoro, della dedizione, dell'impegno spesi e dell'autorevolezza che Mittelfest ha saputo acquisire nel panorama culturale italiano ed europeo. La prossima edizione del festival è in programma dal 27 agosto al 5 settembre. Chiudiamo con lo sport. Per la prima volta in Italia è stata accolta la domanda di concordato per un'associazione sportiva dilettantistica. La SD Porcia è così salva grazie a una procedura inizialmente prevista per le persone fisiche, ma che per la prima volta è stata applicata a un'associazione sportiva dilettantistica. Massimo Radina. Noi tramite questa sentenza che è storica siamo riusciti ad applicare, ed è storica perché è la prima in Italia, potendo applicare una legge sulla cosiddetta sdebitazione, che è una legge che era applicata dal 2012 per le persone fisiche e invece tramite questa sentenza noi siamo riusciti ad applicarla anche alle associazioni dilettantistiche, che sono associazioni non riconosciute. C'è questa legge sulla sdebitazione e noi per la prima volta abbiamo tracciato una strada che è quella dell'applicabilità. Cioè a fronte di 100 di debito, per fare un esempio, uno ha solo 20 di sostanze, va dal giudice e dice queste sono le mie sostanze, io posso far fronte a questi debiti con queste sostanze. Il giudice, ovviamente seguendo una procedura, ci sono dei professionisti che attestano il tutto, dice ok, buona, mette un timbro e quindi a quel punto, pagando sostanze molto inferiori rispetto a quelli che sono i debiti, si può ripartire e si cancellano tutti i debiti. In ogni caso questo traccia una strada e sicuramente anche di sollievo per i tanti presidenti volontari, appassionati e grandi presidenti che anche non solo mettono il loro tempo ma anche le loro sostanze e rischiano, e non è una battuta, di perdere anche la propria casa. Non ci sono notizie dell'ultima ora, ma non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.